lezione di oggi, quindi che differenza molto più chiara, no? Di basso. un attimo solo e poi basta. Abbiamo finito, il computer non fa i capricci. Allora, questa qui è la lezione di oggi. La prossima volta faremo le preposizioni. Ci sono domande? Oi! Kaki se zvora! Sorga 3 ore kusuridajca! Možda se dijelo! Uli se mara u navuda, naki si ko! Osa mari u navuda! Hey, hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. You make that Siciliano, all you calabrese to the mambo like a crazy yo. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, Chinese salato with the fish and bacala and candy. Hey, Oompa! I ever how you dance rumba, but take some other bites, paisano. Let me have a mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna work. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go Giorgio, check it like a Giovanni. Tell us si dice get a happy in the feet when you mambo italiano. Like a Giovanni Paolo che si dice che era happy in the pizza when you mambo italiano. When you mambo italiano. Salve a tutti! La nonna napoletana. No, ero non napoletana, mi sono finta, attenzione, Francese. mi sono finta francese e ho assistito a questa fantastica lezione. Mi si è addormentata e ha detto, ma quando è lunga questa lezione? No, per quest'ora sono a 3 ore aspettando che fanno intervento e invece... Allora, Anna Dauria è un'attrice e ha fatto tante cose. Ultimamente abbiamo girato degli... Stiamo portando avanti un progetto sulla lingua napoletana da un'idea di Ciro Villano, ci sono io e il vostro professore. Grazie alla Green Film stiamo portando avanti un progetto di lingua napoletana. Aspettate poco che la fanno. Se andate su YouTube, la lezione di oggi la troverete fatta in maniera diversa da me, il professore e Ciro Villano. Scrivete Enciclopedia Napoletana, Napoli 1000 parole. Ogni settimana uscirà una lezione. Quindi rafforzerà la vostra lezione. Esattamente, quindi troverete anche queste cose fatte in modo divertente, sono degli sketch con Ciro Villano, con Anna Dauria, c'è anche, come si chiama? Su YouTube. Su YouTube. Green Film. La Green Film ha deciso di portare avanti questo progetto.
e io sono onorata di farne parte insieme al vostro fantastico professore e ripeto Ciro Villano, perché è bello portare avanti la nostra cultura, anche perché di Napoli si parla sempre in maniera sbagliata, no? Specialmente nell'ultimo periodo, e permettetemi di dire una cosa, io dico sempre che a Napoli esistono due tipologie di persone, due categorie, i napoletani e gli abitanti di Napoli. I napoletani sono quelle persone che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo con le canzoni, le poesie, il cibo, i primati, quelle là buone di cuore, quelli che se vedono una carta a terra si abbassano per alzarla perché ci tengono alla pulizia della loro città. Sono quelli che si tengono piezze e vanno, spezzano e si spartano. Sono quelli là che fanno del bene, quelli là che tengono cuore buono. Poi ci sono gli abitanti di Napoli. Ecco, vedete, quelli sono la munnezza della gente. Sono quelli che si credono furbi perché glielo vogliono mettere a quel servizio al prossimo, ma non hanno capito che così facendo fanno solo del male a loro stessi. Sono quelli che sporcano, rubano, sono quelli che vanno all'estero e ci fanno fare brutte figure. Ecco, io da quelle persone mi dissocio come penso vi dissociate anche voi. Quindi quando parlano di Napoli e dei napoletani, voi ricordateci la differenza, così la capisce. Questo è il mio pensiero su Napoli. Scusate, la fanno perché non è che è abituata. Anna l'avete vista anche in televisione perché ha girato, tra l'altro, tra le ultime cose, anche come si intitolava? I sovrani? I sovrani, in cui c'erano Marco Lanzuise, aiutami a ricordare i nomi. Rosario Verde, vabbè, c'era un sacco di personaggi. E lei faceva la cuoca di Ferdinando. Era un po' la storia di la storia di Napoli un po' romanzata, quindi questa è la pubblicità sì, di Tufano portata. Tufano, sì, io ero la cuoca, maestra, guarda in mano quel sinozio che va. Ero io la signora che E Marco Lanzuise diceva sì, fammi la scala, si vacca. Azzuccata. Ma che hanno scritto su YouTube che non l'ho capito? Allora, enciclopedia napoletana, così la trovate subito perché il titolo sarebbe Napoli 1000 parole. Napoli è 1000 parole, il titolo. Subito si trova, se mettete queste Napoli è 1000 parole già esce. Poi logicamente io sono Anna Dauria, se volete aggiungermi sui social potete farlo tranquillamente, anzi se avete fatto dei video e dopo mi taggate mi fa piacere. Così mi becca la curiosità di vedermi. Perfetto. Allora, ringraziamo Anna stasera che ci ha fatto questa sorpresa. Grazie a voi e complimenti che portate avanti la lingua napoletana perché è bellissima e grazie professore di avermi invitato in questa aula spettacolare. Anche grazie lei Anna. porta avanti qualche cosa di... Io nasco dal teatro e quando leggevo i copioni teatrali inizialmente avevo un po' di difficoltà, anche perché io sono stata fortunata, sono cresciuta con mia nonna che veramente parlava il napoletano, quello là arcaico e bello, e quindi questi suoni Ogagis, Agresommola, Abercoc, io andavo dal fruttivendolo e mi ricordo che da piccola dicevo ha detto nonna, perché mia madre mi diceva parla in italiano e invece mia nonna diceva vuoi a piano le Agresommola, le Percoc, ha detto nonna mi date un chilo di percoche, un chilo di Agresommole, perché non lo sapevo poi, lo conoscevo più in napoletano che in italiano, quindi il fruttivendolo mi derideva sempre, però amo la lingua napoletana ed è bello